Nel Tigullio risiedono 2.384 minori stranieri, un numero in aumento che sollecita pratiche di maggiore integrazione, soprattutto a scuola. Il tema affrontato a Chiavari al convegno sulle nuove generazioni. Continuano le operazioni di bonifica delle acque del torrente Petronio a Riva Trigoso. L'attività dovrebbe proseguire per tutta la settimana. Lo sversamento di olio non ha raggiunto il mare. Dio è amore, incessantemente crea, redime e santifica. Così il Papa all'Angelus nel giorno della festa della Santissima Trinità. Il Signore, ha spiegato Francesco, non è un'entità lontana né indifferente. Sfumato il governo Lega 5 Stelle, resta incerto lo scenario politico italiano. La figura di garanzia del presidente Mattarella e gli scenari che si prospettano nell'approfondimento di Radio Vaticana. Puntare sulla mobilità sostenibile e più piste ciclabili. La richiesta dei partecipanti alla pedalata organizzata a Chiavari dalla FIAB Vivi in Bici in 150 hanno attraversato la città in sella alle biciclette. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Senza l'incontro con lo straniero non c'è integrazione e si mettono a rischio i valori della generosità e del rispetto. È il messaggio emerso a Chiavari al convegno sulle nuove generazioni. Cresce il numero dei minori stranieri residenti nel Tigullio. ASL, scuole, enti del territorio si sono confrontati per ampliare i servizi e le possibilità di integrazione, un tema oggi molto attuale, con una testimonianza che possa funzionare da esempio, quella della scuola Penny Weirton di Roma. Vediamo la sintesi nel servizio. I minori stranieri residenti nel Tigullio sono 2.384, l'11,95%. La tendenza è stabile e il fenomeno non è passeggero. L'analisi è stata fatta a Chiavari al convegno sulle nuove generazioni. Il numero degli immigrati non sale, molti tornano in patria, la crisi economica frena nuovi arrivi. Tuttavia, le famiglie straniere mettono al mondo più figli degli italiani. Se nell'ASL 4 infatti c'è forte denatalità, tra gli immigrati si segnala piuttosto un incremento delle nascite. Nel Tigullio le comunità più ampie sono quelle di persone provenienti da Ecuador, Albania, Romania, Cina e altri paesi dell'Est Europa. I minori stranieri costituiscono una componente molto rilevante all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre scuole e necessitano di processi, di politiche, di interventi che favoriscano nel migliore dei modi l'integrazione con le popolazioni residenti. Don Beppe Culoma, responsabile dell'ufficio diocesano Migrantes, ricorda che non è sbagliato avere dubbi e paure sugli stranieri, ma questi non possono condizionare le scelte e compromettere i valori del rispetto e della generosità o alimentare odio e rifiuto. Al convegno è stato portato l'esempio della Penny Weirton, una scuola di lingua italiana per migranti nata a Roma e poi estesasi ad altre regioni, che punta all'integrazione tra studenti italiani e stranieri e favorisce un metodo di incontro uno a uno. Due sedicenni fra di loro possono intendersi in modo rapido, anche se vengono da mondi lontani, anche se hanno religioni diverse, lingue diverse, però hanno l'adolescenza. Ecco, nell'adolescenza tu vedi che due giovani possono trovare delle sintonie. Allora noi adulti dobbiamo favorire queste relazioni, perché saranno poi loro che dovranno realizzare il mondo nuovo. Qual è il segreto e qual è il metodo? Il segreto è uno a uno, perché quando tu crei la classe cambia tutto, mentre invece insegnare l'italiano all'immigrato uno a uno significa conoscerlo e farsi conoscere da lui. Quindi questa scuola è molto rigorosa, però è anche affabile, ci vuole l'accoglienza, ci vuole il sorriso, ci vuole l'emozione, l'emotività, altrimenti non puoi realizzare una vera accoglienza e questo è il nostro impegno maggiore. Andiamo a Sestri Levante. Dovrebbero continuare per tutta la settimana le operazioni di bonifica delle acque del torrente Petronio, nel quale venerdì sera si è registrato uno sversamento di olio. L'inquinante, che non ha raggiunto il mare, viene aspirato dalla superficie del corso d'acqua. Vediamo. Ci vorranno 7 giorni per completare la bonifica del torrente Petronio a Riva Trigoso, nelle cui acque venerdì scorso si è registrato uno sversamento di olio proveniente da uno degli impianti di laminazione dell'Arinox. Scattata nelle ore successive alla segnalazione arrivata da un privato cittadino, la macchina della protezione civile, al cui tavolo siedono Comune, Guardia Costiera, Carabinieri e ARPAL, si è subito attivata e sta portando avanti il lavoro di asportazione dell'inquinante dalla superficie del torrente, garantendo nel contempo il deflusso in mare del corso d'acqua. Pur
non essendo stagione di pioggia, anche se l'evoluzione meteo per le prossime ore resta un'incognita, la diga di sabbia ha subito eretta per evitare che l'olio raggiungesse il mare e ha fatto innalzare il livello del Petronio. Essendo l'olio però più leggero dell'acqua e quindi restando sulla sua superficie, una pompa sta pescando più in profondità l'acqua pulita che viene travasata in mare, alleggerendo così la pressione sul tappo artificiale che ha permesso fino ad oggi di intercettare l'inquinante e bloccarne la sua diffusione in mare. Sostanza la cui provenienza è stata fatta risalire ad uno degli impianti di laminazione dell'Arinox. Un guasto ad una guaina di una macchina ha portato l'olio utilizzato per il processo di laminazione a riversarsi in un cavidotto e da qui scivolare verso le fondamenta e trasudare dal muro in cemento armato che fa da argine al Rio Bardi, uno dei tanti piccoli corsi d'acqua che scorrono sotto i capannoni dell'azienda e che poi affluiscono nel Petronio. Qui venerdì mattina sono stati effettuati i primi campionamenti da parte di ARPAL. Qui l'azienda sta procedendo all'aspirazione dell'olio bloccato dalle panne galleggianti. L'ARPAL, ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, segue tutta la parte di analisi con i propri laboratori attivati su più fronti per garantire la massima tutela ambientale della zona. Un fronte è quello relativo alla conferma della tipologia dell'inquinamento e della sua provenienza. L'altro riguarda la qualità delle acque marine con l'analisi dei campioni prelevati in mattinata dalla Capitaneria di Porto, competente per territorio. Una situazione che comunque viene costantemente monitorata e che per ora non ha avuto effetti sulla balneabilità del tratto di costa adiacente alla foce del torrente Petronio. Per lavori alla rete di distribuzione da parte di Iren Acqua Tigullio, dalle 21:30 di questa sera in alcune vie del centro di Rapallo ci sarà l'interruzione dell'erogazione dell'acqua. Le abitazioni interessate saranno quelle di via San Rocco, salita al Pianello, via Luigi Casale, via Aurelia di Levante fino al bivio con Pietrafraccia, via Baissi, via Parco Moro, via Pietrafraccia, via Val di Sole, via Carcare, via Maggio, salita Montallegro, via Bozzo Costa, via Dominzoni e via Sanguinetti. L'acqua dovrebbe ritornare a partire dalle 3:30 di questa notte. L'intervento viene effettuato in orario serale notturno proprio per creare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Il Papa adesso alla festa della Santissima Trinità ci ricorda che Dio è amore. A dirlo Francesco all'Angelus domenicale. La solennità fa comprendere il mistero di un Dio che crea, redime e santifica sempre con amore e per amore. Camminando con noi il Signore ci riempie di gioia e la gioia, ha concluso il Pontefice, è il primo linguaggio del cristiano. Il servizio. Dio ci ama, è il Dio con noi, c'è vicino, cammina con noi, è interessato alla nostra storia personale e si prende cura di ognuno, a partire dai più piccoli e bisognosi. All'Angelus di questa domenica dopo Pentecoste, festa della Santissima Trinità, Papa Francesco ricorda la bellezza di Dio che tutto trasforma. Egli è Dio lassù nei cieli ma anche qua giù sulla terra. Pertanto noi non crediamo in una entità lontana, no, una entità indifferente, no, ma al contrario, crediamo nell'amore che ha creato l'universo e ha generato un popolo, si è fatto carne, è morto, è risorto per noi e come Spirito Santo tutto trasforma e porta a pienezza. Dio è amore dunque, offre gratuitamente la sua vita e chiede di diffonderla nel mondo. Egli, dice il Papa, incessantemente crea, redime e santifica, sempre con amore e per amore, e ad ogni creatura che lo accoglie dona di riflettere un raggio della sua bellezza, bontà e verità. Da sempre ha scelto di camminare con l'umanità e forma un popolo che sia benedizione per tutte le nazioni e per ogni persona, nessuna esclusa. Cosa dunque ci fa comprendere questo? Cosa offre e chiede a ognuno di noi? Annunciare e testimoniare a tutti il suo Vangelo e così dilatare la comunione con Lui e la gioia che ne deriva. Dio, camminando con noi, si riempie di gioia e la gioia è un po' il primo linguaggio del cristiano. E il Papa questa mattina ha incontrato la Federazione dei Medici Cattolici, notizia che andiamo a leggere sul sito di Vatican News. Il Papa ha detto il malato non è una macchina da riparare. Ricevendo una delegazione della FIAMC, Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici, il Pontefice ha invitato ad essere testimoni di fraternità e carità e compassione evangelica.
La situazione politica italiana adesso. In Italia tramonta la possibilità di governo, Lega 5 Stelle. Ieri, dopo una convulsa giornata, il presidente Mattarella ha bocciato la proposta del professor Savona al Ministero dell'Economia per difendere, ha detto, queste le parole del presidente, l'Italia nell'euro e i risparmi degli italiani. Il premier incaricato Conte ha così rimesso il mandato. Il capo dello Stato questa mattina ha chiamato al Quirinale l'economista Cottarelli, che ha ricevuto l'incarico per la formazione di un governo tecnico, per un commento su quanto è avvenuto ieri. Radio Vaticana ha sentito il professor Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMS. Lo ascoltiamo. Probabilmente il ciclo si è avvitato su se stesso e i due partner del governo che si era tentato di fare giocavano anche l'uno contro l'altro. E sicuramente nell'immediato il vincitore politico di questa vicenda, che è nello stesso tempo drammatica e grottesca come molte vicende italiane, è Salvini. Ma appunto siamo soltanto ad uno degli atti di questa vicenda, che è una vicenda certamente molto grave. Ieri sono volate anche parole grosse, si è parlato di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. È plausibile un'ipotesi del genere? Certamente non ha alcuna motivazione di carattere giuridico. Il problema è un enorme problema di qualità. Questi oltre 80 giorni di crisi hanno messo a nudo la qualità molto bassa della classe politica, del personale politico e soprattutto anche delle idee, cioè delle idee di governo. E quindi questo rende tutti noi molto preoccupati, perché quando si ha a che fare con una bassa qualità, il rischio che moneta cattiva scacci la moneta buona, cioè appunto che la situazione peggiori, è un rischio altissimo. C'è bisogno di qualcosa di nuovo. Si va adesso probabilmente verso un governo guidato dall'economista Cottarelli, un esecutivo che probabilmente non avrà la fiducia del Parlamento. Quali saranno i suoi compiti a breve? Ecco, c'è il voto all'orizzonte. Sicuramente si tratta di disegnare con ogni probabilità gli scenari del nuovo voto, e qui ritorna il problema centrale di questi giorni, cioè la necessità di una nuova offerta di qualità. Se andiamo alle elezioni sulla opzione Europa sì, Europa no, come ha detto in un fuori onda uno dei tanti sconfitti alle elezioni del 4 marzo, e cioè D'Alema, andiamo verso un plebiscito anti-europeista. Bisogna falsificare queste alternative ed è necessario appunto a situazione nuova protagonisti nuovi. C'è proprio un'ultima ora di questi istanti dal sito del Televideo. Il presidente Mattarella ha dato l'incarico a Cottarelli, ha spiegato le sue intenzioni. Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il paese a nuove elezioni. Lo ha detto Carlo Cottarelli dopo l'incarico datogli da Mattarella. Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del governo. Mi presenterò con un programma che in caso di fiducia includa l'approvazione della legge di bilancio e poi lo scioglimento del Parlamento ed elezioni nel 2019. Torniamo sul nostro territorio. L'edizione 2018 di Tigullio Crea Impresa si è conclusa ieri mattina all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. I vincitori dello Startup Contest itinerante organizzato dall'omonima associazione in collaborazione con YLab, Credit Agricole Carispezia e il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano sono stati un dispositivo da applicare allo spazzolino da denti per rendere un gioco alla polizia, la creazione di un gin ligure, un prodotto a chilometro zero in Italia, e una piattaforma online pensata per chi vuole organizzare un evento con musica mettendo in contatto artista e cliente. Vediamo le foto proprio dei 3 gruppi che hanno vinto le 3 idee. La proclamazione è arrivata al termine del pitch, ovvero 3 minuti per presentare l'idea e altrettanti per rispondere alle domande della giuria. 80 in tutto quelli selezionati che hanno appunto partecipato. Per le 3 start-up vincitori comincerà adesso un periodo di incubazione in YLab lungo 2 mesi. E sono stati quasi 150 i partecipanti a Chiavari alla giornata dedicata alla mobilità sostenibile promossa da FIAB Tigullio Vivi in Bici. Genitori e bambini hanno attraversato in sella alle 2 ruote le vie della città e si sono ritrovati poi in piazza Nostra Signora dell'Orto, un centro urbano a misura di bicicletta e più piste ciclabili, è quello che tutti i partecipanti hanno chiesto a più voce. Sentiamo.
Perché organizzare manifestazioni a favore di una mobilità diversa per la città? Noi come FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, siamo convinti che sia il futuro, come si sta dimostrando in tante altre città straniere e italiane. Cioè muoversi con mezzi intanto che fanno bene alla salute, quindi muoversi a piedi, muoversi in bicicletta, muoversi con i mezzi pubblici e cercare di togliere spazio ai mezzi motorizzati che sono comodi, però ci hanno anche tanto conquistato a nostro discapito tanti spazi della città e poi vabbè, senza parlare dell'inquinamento e del rumore. Quale sarebbe lei la prima cosa che farebbe per facilitare l'utilizzo delle bici a Chiavari? Sicuramente le piste ciclabili, perché a parte il lungo Entella andiamo un po' sul lungomare ogni tanto con la bici, poi vedo che le biciclette sono dei pericoli pubblici per la strada, cioè veramente lì bisogna lavorarci molto. Come mai ha deciso di partecipare a questa manifestazione? Piaceva l'idea di venire a girare per la città in bicicletta con poche macchine, eccetera, insomma, motivo per gustarsi la città. Lei crede che sia possibile una mobilità diversa a Chiavari? Ci speriamo, dai. Ci si spera. Crede che servano più piste ciclabili a Chiavari? Direi proprio di sì, perché Chiavari è assolutamente assente questo argomento e dunque sì, penso di sì, perché troppe macchine e le bici sarebbero un bel modo di spostarsi in città. Qual è l'importanza di questo tipo di manifestazioni a Chiavari? Sono importanti soprattutto per i bambini, per sensibilizzarli, per farli appassionare anche all'uso della bicicletta in città, che è una cosa meravigliosa. Cosa offre Chiavari per i ciclisti? Insomma, in centro è più difficile perché mancano le piste, c'è la parte del lungo Entella, ci sono delle zone dove si può andare in bicicletta, al centro è già più complicato, speriamo che la situazione migliori. Ieri hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio Daniele Celle e Adriana Solari. Daniele, presidente della Proloco Levi, e Adriana avevano celebrato il loro matrimonio il 26 maggio 1968 nella parrocchia di San Rufino a Levi. Dalla loro unione sono nati i figli Maurizio e Barbara, che ieri hanno festeggiato i genitori insieme alle loro famiglie e ai 3 nipotini. Dopo la messa nella chiesa di San Bartolomeo Levi, la festa è proseguita al ristorante e si è conclusa con il tradizionale taglio della torta. Ai coniugi le felicitazioni anche di Telepace. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Il Corriere della Sera titola: salta il governo, corsa verso il voto, Mattarella: non subisco l'impostazione di ministri contro l'euro, difendo i risparmi, Conte rinuncia e 5 Stelle chiedono l'impeachment, Cottarelli convocato al Colle per un esecutivo neutrale. Molti sono i commenti, tra cui quello di Luciano Fontana: una sfida irresponsabile, l'ipotesi delle urne il 9 settembre, le indicazioni di Francesco Verderame. E poi c'è la corsa, il Giro d'Italia, Roma, città in rosa per il Giro di From, protesta dei ciclisti per le buche, Campidoglio sotto accusa. Veniamo a una cronaca europea un po' diversa dal solito, non si parla di mercati e di finanza, ma si parla di diritti. Love Parade, batte ultradestra, a Berlino sfida il nuovo muro, cortei opposti ai lati della Sprea, ma l'AfD ha cambiato il dibattito politico. 25.000 persone hanno sfilato contro l'odio e il razzismo, 5.000 militanti invece contro l'arrivo di nuovi immigrati in Germania. Veniamo sul secolo XIX. Conte salta, Mattarella sotto accusa, Cottarelli per portare l'Italia alle urne e lo stallo visto da Moody's, bloccati i populisti, la borsa apprezzerà. E Toti, presidente della Liguria, rilascia un'intervista: non ci sono le condizioni per giustificare l'impeachment, e intanto la Lega sarebbe tentata dall'alleanza con i 5 Stelle per le prossime elezioni. Veniamo nel nostro territorio, a Chiavari, depuratore, chiesto il rinvio al TAR e un sopralluogo ai reti, mobilitazione sull'opera da parte dell'amministrazione comunale chiavarese, e poi Pro Recco senza confini, 13 scudetti di fila. Veniamo appunto all'interno, Recco in festa per la pallanuoto e la focaccia, 13° scudetto consecutivo vinto
in Sicilia, 30.000 porzioni distribuite in città della focaccia al formaggio, una domenica memorabile sull'asse Golfo Paradiso-Siracusa. Tempesti e compagni scrivono la storia, 70 pullman Gran Turismo sono arrivati per la festa della focaccia, tantissime le persone arrivate, una giornata davvero da record. Sempre dal Levante del secolo XIX, Tigullio crea impresa, il futuro è già qui, spazzolini futuribili, gin al basilico, app per musicisti e promoter, lo sneakers come videogioco. A Sestri Levante giornata finale del contest itinerante, 16 start-up in gara, tutte super creative. Campo Dall'Orto dice: qui in Riviera ho visto un desiderio di fare impresa che in Lombardia non trovo. La cronaca: nel fine settimana a Santa Margherita Ligure sono stati sequestrati 4 veicoli non in regola con la revisione. I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale. Una persona si è data alla fuga per sfuggire al presidio, ma è stata intercettata e raggiunta a San Lorenzo da una pattuglia in moto. Il veicolo era in fuga a velocità sostenuta. In tutto salgono a 14 quelli sequestrati negli ultimi 15 giorni. Sempre nel fine settimana sono stati sequestrati vestiti e copricapi venduti da abusivi nelle aree pedonali e sulle spiagge. Infine il Comune fa sapere che particolare attenzione viene data al controllo delle soste dei motocicli lungo la provinciale 227 nel tentativo di fermare il fenomeno del cosiddetto parcheggio selvaggio, che provoca un pericoloso restringimento della carreggiata nelle zone corte tra Piazza Veneto e Piazza Martiri della Libertà. Altri aggiornamenti in redazione con Maurizio Garrefa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Un arresto e una denuncia a piede libero a Rapallo. Alle prime luci dell'alba i militari della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un pluripregiudicato napoletano del 1966 trovato in possesso di una pistola come quella in uso alle forze di polizia con 2 caricatori completi di 28 proiettili. I fatti sono avvenuti a Rapallo quando i carabinieri, durante un servizio di prevenzione intorno alle 3:30, hanno notato un'auto con 4 persone a bordo che stava per imboccare il casello autostradale. Considerato l'orario, i militari hanno deciso di effettuare un controllo degli occupanti, 2 uomini e 2 donne. È emerso che i 2 uomini, padre e figlio, avevano diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti, armi e patrimonio. Così il controllo è stato approfondito anche al veicolo e nel portabagagli dell'automobile, dentro un borsello, è stata trovata questa pistola con 2 caricatori con 28 colpi, che è risultata oggetto di una rapina avvenuta ad Assago, in provincia di Milano, a danno di una guardia giurata, avvenuto nell'agosto del 2017. Al figlio invece sono stati trovati 5 grammi di cocaina. La perquisizione poi è proseguita all'interno dell'abitazione che la famiglia da poche settimane aveva trovato in affitto a Rapallo, e qui sono stati trovati altri 2 grammi di marijuana e all'interno di un armadio numerose armi bianche, pugnali di ogni genere, un tirapugni e un manganello in legno, lo vedete appunto nella foto. Dunque l'uomo, il padre, 1966, è stato tratto in arresto e portato a Genova Marassi, mentre il figlio è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È tutto dalla redazione, a te Andrea. Grazie, adesso lo sport, parliamo di pallanuoto. In A1 maschile la Prorecco è campione d'Italia, i detentori del titolo si confermano per la 13ª volta consecutiva e conquistano il 32esimo scudetto. Nella giornata conclusiva delle Final Six gli uomini di mister Vuzianovic hanno battuto il Brescia 8-5. In A2 maschile la Chiavari Nuoto conclude il campionato con una sconfitta. A Genova la squadra ha perso 11-6 contro il Crociera Stadium. I chiavaresi, terzultimi in classifica 13 punti, si giocheranno ora la salvezza nei play-out in programma a partire dal 9 giugno contro l'Arechi. Il Lavagna 90 invece ha battuto in casa il plebiscito Padova 6-4 e chiude il campionato a 40 punti. E sono l'Adriatico Cornacchia e il Comunale di Chiavari i terreni di gioco migliori della Serie B di calcio, rispettivamente nelle categorie naturali, misti e sintetici. Ad aggiudicarsi l'edizione 2017-18, la terza del premio creato dalla Lega B per premiare le società più virtuose nella gestione del manto erboso, sono dunque Pescara e Virtus Entella, che hanno garantito la miglior condizione del terreno di gioco, sia dal punto di vista estetico che della praticabilità e delle performance durante tutto l'arco della stagione. Il premio garantisce un riconoscimento economico da investire nella miglioria del proprio terreno di gioco. Con questa notizia si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.